Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Edizione speciale di questa pagina informativa dedicata esclusivamente agli incendi in corso che stanno interessando il Carso al confine sia in Italia che nella vicina Slovenia. I vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio, come detto, nella zona del Carso in provincia di Gorizia. Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente, il casello autostradale dell'Isert, che potrebbe essere evacuato. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Re di Puglia e l'Isert in direzione Trieste, uscita obbligatoria a Re di Puglia e divieto d'ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio di Aurisina, difficili collegamenti attraverso il servizio sostitutivo con gli autobus. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei Canadair. Autovie Venete ha successivamente disposto la chiusura anche del tratto della 4 tra la barriera di Trieste e l'Isert e Re di Puglia in direzione Venezia, per colpa di un secondo fronte che si è sviluppato anche a ovest della barriera autostradale. Le fiamme si trovano a circa 250 metri dalla sede stradale, dalle strutture del casello e dagli uffici. Il personale è già stato messo in sicurezza, si sta decidendo se procedere all'evacuazione con il coordinamento dei vigili del fuoco. Anche la statale 14 Raccordo della Venezia Giulia è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Monfalcone, che porta direttamente all'accesso all'autostrada. Lo ha annunciato l'ANAS per consentire alle squadre dei vigili del fuoco di operare in sicurezza. Stessa cosa per quanto riguarda la strada statale 55 del Vallone, che è chiusa da San Giovanni di Duino verso Gorizia fino all'altezza di Sablici, per permettere l'intervento delle squadre di soccorso che stanno operando, come detto, per spegnere il violento incendio che sta interessando da questa mattina sia la zona di Iamiano, in comune di Doberdò del Lago, sia la zona di Sablici e dell'Isert, dove le fiamme stanno divorando centinaia di ettari di bosco. Ulteriori news nel corso della giornata attraverso gli aggiornamenti su friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.